Buona giornata telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati all'appuntamento di ore 13 del mercoledì con la CGIL Risponde. Quest'oggi parleremo di un tema sicuramente di ampio interesse, di pensioni, ma in particolare, lo vedete nel titolo in sovraimpressione, di diritto alla pensione con riscatto di contributi. Ospiti in studio qui con me per approfondire appunto questo argomento, Silvia Bresolin, direttrice del patronato Inca della CGIL di Treviso, buongiorno, grazie per la partecipazione, e Gloria Geromel, sempre del patronato Inca della CGIL. Stiamo anche aspettando, dovrebbe raggiungerci qui in studio a minuti il segretario dello SPI-CGIL di Treviso, Paolino Barbiero. Allora, cominciamo con il diritto alla pensione. Ecco, il bello della diretta è proprio questo, l'abbiamo nominato ed è arrivato. Ecco qua Paolino Barbiero, prego. Buongiorno, grazie. Il microfono, allora se qualche tecnico può venire per cortesia dalla nostra regia per microfonare Paolino, eccolo qua, deve uscire. Allora, anche questo appunto fa parte della diretta. Allora noi intanto cominciamo ad affrontare questo argomento, no? Diritto a pensione con riscatto di contributi. Ma che cosa significa innanzitutto il riscatto dei contributi? Silvia Bresolin. Allora, intanto partiamo col dire che per il diritto a pensione sappiamo che ci sono pensioni di vecchiaia, pensioni di anzianità, è necessario aver maturato un determinato requisito, quindi possono essere i 20 anni per la pensione di vecchiaia, i 35 per l'opzione donna, piuttosto che i 42, 10 mesi per anticipata, eccetera. Nel caso in cui l'attività lavorativa non ci abbia permesso di raggiungere questo requisito, è possibile anche chiedere il riscatto di alcune tipologie di contributi. Riscatto vuol dire rendere disponibile praticamente a seguito di un pagamento, quindi io posso chiedere all'INPS per determinati motivi di riscattare dei periodi che possono essere quello classico di cui si sente più parlare è il riscatto della laurea. Okay? Quindi io chiedo all'INPS di poter pagare questi anni che io ho avuto come iscrizione all'università e per cui ho conseguito un titolo, chiedo di pagarli e rendere disponibili come contribuzione effettivamente da utilizzare per il diritto e anche per il calcolo della pensione. Oltre a questo ci possono essere diversi tipi di riscatto, ci può essere il riscatto del part-time ad esempio, quindi quando ho una retribuzione tale per effetto del mio part-time che non mi permette di coprire l'intero anno lavorativo, posso chiedere di riscattare quei periodi per avere un anno intero a copertura. Ho il riscatto dei contributi omessi, quindi se io mi accorgo oggi nel lontano, insomma, passati 10 anni che ho delle omissioni contributive, quindi ho dei periodi in cui io ho lavorato ma effettivamente non c'è la contribuzione versata, posso riscattare. Ci se ne accorge alla fine, no? Quando ormai manca poco per andare in pensione, uno si fa fare il calcolo di tutta la propria vita lavorativa e magari si accorge che 20 anni fa, 30 anni fa non erano stati versati alcuni contributi. Passato più di 10 anni ovviamente io non posso più rivalermi nei confronti del datore di lavoro, 10 o 5 per la prescrizione. Questi periodi possono essere oggetti di riscatto, quindi devo dimostrare di aver lavorato in quel periodo, quindi devo dimostrare il mio rapporto di lavoro, devo dimostrare anche con prove effettive e certe dell'epoca che ho lavorato in quel periodo, quindi sono necessarie le buste paga, oppure alcune volte anche attraverso la testimonianza di colleghi di lavoro che permettono poi appunto all'INPS di concedere il riscatto e io pagando posso coprire quella mancanza che ho in quel periodo. Ecco, pagando, perché qui diciamo si apre naturalmente quella che è la nota dolente del riscatto, il fatto cioè che si tratti comunque di riscatti onerosi per il lavoratore. Gloria Geromel, vi capita spesso insomma di ricevere richieste di chiarimenti proprio in questo senso da parte di chi si presenta al patronato? Sì, nell'ultimo periodo, sì, nell'ultimo anno, diciamo, da quando è stata approvata la legge di stabilità del 2019,
con la quale appunto nell'ultimo anno, con la quale appunto si concedeva la possibilità del riscatto soprattutto dei periodi di studio agevolato, cioè calcolato in modo agevolato con un massimo di con un massimo di importo di riscatto per ogni anno pari a 5.260 euro. C'è da dire quello che adesso viene chiamato riscatto light, insomma, ed è un riscatto a cui possono accedere coloro che hanno frequentato l'università e che hanno contribuzione dal 1996 in avanti. E con l'ultima circolare che ha emesso l'INPS a gennaio del 2020, quindi è recente, possono farlo anche i lavoratori che hanno contribuzione precedente al 96, quindi sono, come diciamo noi, nel retributivo per il calcolo della pensione, optando per il calcolo contributivo della pensione. Quindi dell'intero arco della pensione, non solo del pezzettino, esatto, diciamo, che viene riscattato. Esatto, quindi si rinuncia, alla valutazione da fare è se mi conviene optare al contributivo per avere il riscatto agevolato e poi avere un importo di pensione più vantaggioso, rispetto a quello che si viene a spendere riscattando per esempio gli anni universitari. Retributivo misto. Ci sono tanti giovani che lo chiedono, come tanti genitori che vorrebbero far riscattare ai propri figli il titolo di studio conseguito. È chiaro che si fa fatica a stabilire il beneficio pensionistico rispetto a una decorrenza di pensione per un giovane di 30-40 anni. Si fa fatica a parlare appunto di beneficio pensionistico in termini economici e anche in termini di decorrenza di pensione. Chiaro, perché non si sa quello che accadrà fra 20 anni, magari quando questa persona maturerà poi effettivamente quello che è il requisito per poter andare. Certo, anche perché ultimamente siamo in un periodo in cui non inizio a lavorare anche a 23, 24 anni o 25 e quello sarà il mio percorso per tutta la vita, come poteva succedere ai nostri genitori o ai genitori dei ragazzi che hanno adesso 30 anni e che si affacciano al mondo del lavoro. Purtroppo la maggior parte di loro ha contratti di lavoro intermittenti, contratti di lavoro dipendenti, oppure contratti a progetto, o contratti come lavoratori dipendenti nel pubblico impiego, cioè la carriera lavorativa è più discontinua comunque rispetto a quella che delle persone che hanno un'età diversa, e questo naturalmente apre anche tutto un mondo, no, Barbiero, che è proprio quello relativo alla contribuzione dei giovani, che peraltro ha un effetto anche importante su quelle che sono le pensioni attuali di chi è in pensione, no? Perché se i giovani non versano contributi o hanno una vita così discontinua contributiva, è chiaro che mancando i contributi di chi ora lavora cominciano a vacillare anche le pensioni di coloro che sono in pensione. Anche perché negli anni 70 il rapporto era di 7 persone che lavoravano e una pensione da coprire con i contributi di quei 7. Tanto è vero che la contribuzione allora era più bassa, cioè sul costo del lavoro incideva meno del 20%. Adesso, a distanza di 40 anni, siamo in una situazione in cui forse ce ne sono 2 che lavorano e uno che deve percepire la pensione. Tanto è vero che quei 2 che lavorano sul costo del lavoro incidono il 33% perché è aumentata la tassazione. Quindi da una parte si è aumentato il prelievo su chi lavora e dall'altra parte, per compensare la misura, si è ridotta la rendita di quelli che dovranno andare in pensione perché c'è un sistema a ripartizione. Per cui se guardiamo anche l'andamento demografico c'è proprio una necessità impellente, cioè bisogna avere un riequilibrio demografico il più presto possibile e aumentare il tasso di occupazione, e tra l'altro il tasso di occupazione andrebbe aumentato senza tutti quei lavori precari, perché poi tutti quei lavori precari versano contributi bassi, contributi poveri, per cui è quello che non garantiscono la pensione di chi è adesso in pensione e poi loro avranno
una pensione bassa. Su questo tema, tra l'altro, c'è una discussione aperta proprio con il governo, sempre che duri, che sta prendendo a riferimento tutta una serie di proposte che CGIL e CISL-UIL hanno avanzato proprio per trovare un riequilibrio più evoluto, più avanzato, che protegga di più le nuove generazioni, dentro uno schema in cui dei passi in avanti sono già stati fatti, perché una serie di interventi sui lavori precari, sui lavori dove si versava pochi contributi, se penso ai voucher, se penso a contratti di collaborazioni finte, a partite IVA fittizie, a contratti a tempo indeterminato ripetitivi o a finti stage, cioè sono tutte ore e retribuzioni pagate senza che ci sia un portato contributivo alle spalle, quindi bisogna mettere mano anche a queste questioni. Sicuramente. Io tra l'altro colgo l'occasione, perché poi qui si parla di riscatto, ma c'è anche un altro pezzo, i contributi che uno può chiedere di pagare per raggiungere l'età pensionabile, che è una questione che... Quindi i contributi volontari, sì, la che pochi lo contribuzione sanno, volontaria. poi magari possiamo affrontare anche questo tema. Senz'altro. Allora, intanto sentiamo, perché abbiamo una telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Chi parla? sono Antonello da Arzignano. Buongiorno, prego. Arzignano. Mia moglie è andata in pensione col 1° febbraio con l'anzianità a 67 anni e voleva chiedere quando viene a prendere il primo mese. Ah, ok. Quando prenderà la pensione? Quando arriverà? Chi vuole rispondere? Dipende molto intanto dalla tipologia di contribuzione che ha versato la moglie, okay, e anche dalla sede che lavora la richiesta. Io posso dire che se la moglie è andata in pensione di vecchiaia, presumo che abbia fatto i 15-20 anni da lavoro dipendente, 30 da 30 anni, anni. Perfetto. Tutti da lavoro dipendente? Sì. Ok, quindi penso che la cosa sia semplice, la sede che la segue, adesso io parlo per Treviso di solito entro 30 giorni elabora la richiesta della pensione, entro i 30 giorni successivi manda a casa il provvedimento, quindi se la decorrenza della signora era 1° febbraio, mi pare diceva, sì, 1° credo che febbraio. nel mese di marzo riceverà sia la comunicazione, ma presumo anche quanto spetta alla signora. Quindi insomma sono tempi fortunatamente abbastanza Sì, salvo che non ci siano brevi. problemi nella posizione assicurativa che sia da sistemare per qualche motivo, però altrimenti insomma... Il 1° marzo comunque prende la prima pensione, dovrebbe prenderla. Il 1° marzo, ma forse il 1° marzo... Arzignano in provincia di Vicenza, da quello che sappiamo, ha gli stessi standard di Treviso, quindi insomma se non è il 1° di marzo sarà il 1° di aprile, chiaramente arriverà il mese corrente più gli arretrati dei 2 o 3 mesi precedenti. Certo. Bene, grazie allora per averci telefonato. Allora io direi andiamo in pubblicità, visto che siamo arrivati al momento, noi ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Ore 13, la CGIL risponde, eccoci nuovamente in studio, stiamo parlando di diritto alla pensione con il riscatto dei contributi. Allora abbiamo già un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Chi parla? sono Burato Mario, telefono da Eraclea. Buongiorno, prego. Buongiorno. Vorrei chiederle, mia moglie ha 63 anni e ha 12 anni di contributi. Quindi la sua domanda è come si potrà andare in pensione? Versando i contributi volontari per arrivare ai 15 anni, è possibile avere la pensione perché lei ha praticamente versato prima dell'82. Allora, per aver diritto a una pensione con solo 15 anni di contributi, la signora dovrebbe aver richiesto l'autorizzazione a versamenti volontari prima del 92, è così? E lei la richiesta l'ha fatta l'anno scorso? La domanda di versamenti volontari l'ha fatta per la prima volta l'anno scorso? Esatto. Allora, da quanto mi sta dicendo, dovrei dirle che 15 anni non sono sufficienti per andare in pensione, dovrà versarne per arrivare fino almeno ai 20, perché oggi... Ai 20 anni, esatto. Sì, perché così mi avevano detto che poteva prendere la pensione con 15 anni di contributi. Ma allora, scusa, Vai. probabilmente ha iniziato a pagare l'anno scorso e invece aveva già chiesto, quando era più giovane, l'autorizzazione ai versamenti volontari.
No, ha chiesto i versamenti volontari l'anno scorso la prima volta. Sì, è da verificare questa situazione, perché se l'ha chiesto l'anno scorso per la prima volta di essere autorizzata a pagare i versamenti volontari, deve avere 20 anni per poter andare in pensione, oppure in alternativa si devono valutare altre scelte. Quindi dipende da dove è collocata la contribuzione. 7 anni Sì. di contributi volontari la signora, per cui comincia a diventare un impegno economico, Molto penso abbastanza importante. Sì. Bisogna valutare la posizione assicurativa della signora per capire poi se ci sono anche delle maternità, se può riscattarle. Ecco, quindi insomma in qualche modo bisogna analizzare proprio nel dettaglio il caso della signora, e quindi il consiglio è quella di rivolgersi al patronato, no, in maniera tale da poter se ha fatto la richiesta gli avranno date queste indicazioni. La ringrazio, gentilissima. Buongiorno, prego, buongiorno. Allora, si è aperto anche con questa telefonata e con quanto dicevi Paolino poco prima della pubblicità, della contribuzione volontaria, perché è un altro aspetto, no? Anche questo, Silvia Bresolin, della possibilità in qualche modo di aggiungere, diciamo tra virgolette, dei contributi che non si lo dice hanno. la parola stessa, sono volontari, quindi io posso chiedere all'INPS, all'istituto, di essere autorizzato a versare contribuzione volontaria. Il fatto di richiedere l'autorizzazione non implica il dover versare per forza, quindi posso poi scegliere se versare o meno. I versamenti possono anche essere non continuativi, quindi ad esempio nel caso del signore che ha chiamato prima, la signora adesso aveva 62-63 anni di età, mancano 5 anni per raggiungere l'età per la pensione di vecchiaia. Se non ho un periodo lungo da versare, potrei scegliere di versare anche un trimestre all'anno, in modo che la cifra che vado a versare sia spalmata in tutti gli anni che mi mancano per raggiungere il requisito. La richiesta di autorizzazione la posso fare solo nel momento in cui io non ho nessuna posizione assicurativa attiva, quindi non ho nessun rapporto di lavoro. Solo in quel caso là io posso chiedere di essere autorizzato ai versamenti volontari, cioè nel momento in cui io non ho nessuna assicurazione, quindi non sto lavorando con nessun tipo di rapporto di lavoro. Quindi, e se sono per esempio, scusa se interrompo, ma se sono per esempio in disoccupazione, in quel caso lì? Io posso chiedere di essere autorizzato a versare i contributi volontari, ma non posso versare la contribuzione perché la disoccupazione, se è indennizzata, mi copre già il periodo in cui vado ad usufruire della disoccupazione, mi copre già con contributi figurativi, quindi ho già la copertura assicurativa. Però posso fare la richiesta. Quindi finita la mia disoccupazione, se voglio posso cominciare a versare. Penso magari a chi si trova a perdere il lavoro quando magari non manca moltissimo, no, ad arrivare alla pensione, e però il periodo della disoccupazione magari non riesce a coprirlo a sufficienza fino ad arrivare al fatidico raggiungimento, insomma, della soglia, visto che peraltro si è anche alzata e quindi è sempre più lontana. Allora abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Buongiorno, mi sente? Sì? Chi parla? Mi chiamo Antonio, Andretta da San Polo di Piave. Sì, prego. Allora volevo chiedere al signor Paolino Barbieri, no? Perché avevo già telefonato anche l'anno scorso e era stabilito che con i 42 e 10 mesi si andava in pensione a ottobre, insomma, no? In poche parole, no? Quindi adesso mi è arrivata una lettera dell'INPS, no? E c'è scritto: la sua domanda di pensione di anzianità è presentata il 7 dell'11 del 2019, è stata esaminata in collegamento con i organismi assicurativi della Germania, perché io ho lavorato anche in Germania, no? Per l'assicurazione previdenziale italiana si comunica che segue il requisito delle 2.227 settimane di contribuzione, si presenta il 31 dell'1 2020. Come mai che la mia finestra arriva a maggio, insomma, 2020? Cioè lei mi aveva detto che 42 anni e 10 mesi servivano per andare in pensione, si faceva la domanda. Quindi i 3 mesi di finestra io li avrei già fatti per febbraio, in teoria. Non capisco questa roba qua. Probabilmente servono per raggiungere il requisito. È difficile dare... Allora, lei ha interpellato Paolino, ma... Vai. Mi sento di dire che è difficile dare questo tipo di risposta. È vero quanto lei ha asserito, quindi 42 e 10 mesi è il requisito da maturare
per poter accedere alla pensione anticipata. Sì, è anche vero altresì fatti. che poi per Ci poter sono avere quei il mesi di diritto finestra. ci sono 3 mesi di finestra, quindi 3 mesi di attesa. Esatto, Lei poi ha io nominato la Germania probabilmente il periodo, lei avrà fatto un periodo di lavoro in Germania, quindi quei contributi che ha lavorato all'estero saranno necessari per maturare il requisito, dico bene? Sì, figurativi, d'accordo Ok, per il perfetto. momento. Quindi, Va bene, ma io all'epoca quando io gli ho detto no, facevo a ottobre 42 anni e 10 mesi, compresi i cosi tedeschi, no? Che ho fatto riconoscere, tutto a posto, no? E allora lui mi ha detto che servivano 3 mesi di finestra, quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio dovrei percepire. Invece qua mi dice che vado a percepire, la finestra utile è di maggio 2020. beh, allora che oggi l'INPS le dica già una finestra primo maggio, a me sembra abbastanza anomalo, perché di solito l'INPS nei suoi provvedimenti non scrive mai una finestra successiva. Ma lei ha già cessato il lavoro o sta ancora lavorando? Io praticamente adesso sono in ASPI, sono un bel pezzo che sono in ASPI. E la domanda di pensione l'ha fatto presso i nostri uffici? No, l'ho fatta tramite la cosa del Confartigianato in APA, là cos'è? Allora io le consiglierei di rivolgersi dove le hanno fatto la domanda di pensione, perché loro sicuramente avranno in mano, perché se noi ci attestiamo solo a quello che lei oggi ci sta dicendo, mi verrebbe da dire che quello che ha detto è anche corretto, però non so spiegarmi perché questo primo maggio, sinceramente, ma non capisco neanche l'istituto che le scriva una decorrenza che non è ancora arrivata. Ma allora non sono più 42 e 10 mesi, sono 43 e un mese? No, il requisito sono 42 anni e 10 mesi di contribuzione più 3 mesi di finestra, quindi 3 mesi di attesa. Esatto, così dovrebbe essere. Questo è questa è la normativa attuale ed è così, glielo confermo. Poi la sua posizione secondo me è da rivedere a questo punto. Quindi a questo punto le conviene andare dove ha fatto la domanda di pensione, certo, e chiedere chiarimenti appunto in merito a questa lettera che le è arrivata dall'INPS. Allora grazie intanto per averci telefonato e ritornando quindi al discorso del riscatto, no? Del riscatto contributivo, a differenza della contribuzione figurativa, no? È già emerso più volte questo discorso, quindi la maternità piuttosto che la NASPI in questo caso, o anche il servizio militare non sempre è stato accreditato. Ecco, periodi anche di cassa integrazione che magari non sono stati comunicati, quindi sono tante le posizioni che possono trovare una soluzione in positivo per garantire poi l'arrivo alla pensione di anzianità principalmente, perché quella di vecchiaia deve arrivare a 67 anni, chiaro. Ma anche dentro ai 20 anni minimi, perché abbiamo trovato persone che avevano delle maternità, per esempio un caso anche complicato, perché c'è stata una maternità e il bambino è nato morto, però non era stata assegnata e va assegnata lo stesso perché l'evento c'è stato. Quindi ci sono situazioni che delle volte fanno la differenza, perché in alcuni casi 5-6 mesi in più portano a raggiungere o i 15 anni, quando c'erano i 15 anni da versare, o i 20, e magari le persone questo non lo sanno. Certo, quindi è molto importante essere a conoscenza di tutti questi aspetti. Anche sugli artigiani, l'altro giorno avevo affrontato un caso di 2 amici miei che sono senza lavoro, hanno 63 anni, e ormai hanno chiuso tutta l'attività, non sanno dove sbattere la testa, siccome hanno qualche migliaio di euro in banca che se li sono messi via e non prendono neanche il reddito di cittadinanza, vanno a bussare alle porte per trovare lavoro a 63-64 anni, si sentono dire passa sull'altra, e quindi alla fine c'è anche per questi la possibilità di farli avere un assegno che li accompagna ai 67 anni e percepiscono la pensione. Cioè, sono molte le forme. Delle volte mi meraviglio anch'io. Ma quindi con una contribuzione onerosa sempre? No. Oppure In questo caso ecco. no. Questo è un caso un po' diverso, non parliamo più di riscatto, si parla dell'indennizzo previsto per i commercianti che cessano l'attività lavorativa. Quindi cessano l'attività lavorativa, chiudono il negozio, chiudono il bar, il ristorante, quello che è, restituiscono la licenza, ok? E possono aver diritto a un assegno che è circa di 500 euro al mese fino all'arrivo della decorrenza della pensione di vecchiaia.
devono avere alcuni requisiti anche contributivi, devono avere almeno 62 anni di età gli uomini e 57 mi pare 57 le donne. Ok, devono aver chiuso la loro attività, restituito la licenza, ecco, per loro c'è questa opportunità qua. Il caso che faceva Paolino ora erano di marito e moglie che hanno chiuso un bar nel 2017 e entrambi, la signora avrà 58-59 anni, il signore 63, quindi hanno l'opportunità di avere questo assegno che li accompagnerà. Che li accompagna fino al momento in cui maturano. Tra l'altro la moglie non ha per neanche il requisito dei 20 anni per arrivare al diritto a pensione ai 67 anni. Ecco, il periodo di godimento di questo indennizzo può dare anche la copertura figurativa di quei contributi. E quindi a 67 anni poi prende la pensione minima. Per consentirgli di raggiungere i 20 necessari. Allora, lo dico perché non lo sapevo neanche io, pur essendo in mezzo dalla mattina alla sera, cioè ci sono tante situazioni tante particolari piccole, che però salvano, anche, diciamo, scappatoie, però salvano la vita. Sì, Okay? Sì, certo. Diciamo, da non avere niente a trovarci con 500 euro, è chiaro che sono sempre pochi, ma alla fine sei un po' meno preoccupato. Fanno la differenza sicuramente in tante situazioni. Allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Andrea da Padova. Buongiorno, sì. Prego. Io volevo chiedere cortesemente, io in pratica fino a 7 anni fa ero un artigiano, poi abbiamo chiuso l'attività, adesso ho un lavoro part-time del 50%. Non so però se riesco a coprire tutti i contributi nell'arco dell'anno con la retribuzione che ho, perché non è elevatissima. Volevo sapere se la differenza per coprire l'anno posso versarla adesso o prima di andare in pensione, se era fattibile. Grazie allora della domanda, perché sicuramente questo è un argomento che interessa molte persone, visto che i contratti part-time sono molto aumentati anche nell'ultimo periodo, quindi tante donne ma anche uomini, appunto come in questo caso, che rischiano di non avere i contributi necessari, no? Sì, Gloria allora, sì, buongiorno. Lei può integrare volontariamente la contribuzione con la contribuzione volontaria a copertura del part-time, si dice. Praticamente se lei lavora a tempo parziale e il contributo versato è inferiore a dei limiti stabiliti ogni anno dalla normativa, che sono, mi sembra siano circa 10.000 euro all'anno di contribuzione per avere la contribuzione pienamente versata sulle 52 settimane. Se invece lei ha un part-time che non le fa raggiungere questo importo, quelle 52 settimane lavorate a part-time vengono riproporzionate in base all'importo versato e quindi può trovarsene 48 come 30. Lei può integrare volontariamente questa contribuzione entro l'anno fiscale successivo. Per i periodi precedenti fino al 97, a ritroso fino al 97, invece può riscattarli e quindi questa cosa può essere interessante per chi, come questo signore, probabilmente sta lavorando per arrivare a una pensione di anzianità prima o per fare i 20 anni a 67 anni per la pensione di vecchiaia, perché questa scelta, anche se onerosa, può permettermi di arrivare prima al mio diritto a pensione. Come i versamenti volontari che si chiedono invece quando si è terminato il lavoro, i versamenti a copertura del part-time si devono chiedere ogni anno e è importante da sapere come i riscatti, anche i versamenti volontari, sono deducibili dal reddito. Ecco, quindi ci sono anche delle agevolazioni fiscali. Adesso sono entrata in questo tema, perché non pago e basta, ma se ho una capienza IRPEF l'anno successivo posso recuperare anche in deduzione dal reddito, quindi minimo il 23% insomma, di IRPEF, stante le aliquote IRPEF attuali, oppure sull'aliquota marginale se ha un reddito superiore a un certo importo. E quindi, ritornando alla domanda del signore, vanno comunque pagati di anno in anno, esatto, non alla fine, però, quando sarà il momento. Non alla fine, vanno pagati di anno in anno. Se è già passato più di un anno, invece gli anni precedenti si fa la valutazione
valutazione ovviamente se vale la pena, si riscattano e comunque con il riscatto arrivo a coprire, posso farlo sia per il diritto e la misura. Il diritto è quello che ci consente di contare la contribuzione per arrivare ai 20 anni o ai 41,10 o ai 42,10 o ai 35, mentre la misura è quella che poi ci darà l'importo di pensione. E, ovviamente si fanno queste scelte consigliate e quando arriva l'onere può essere accettato oppure posso decidere di non pagare. Siamo sempre col discorso che facevamo prima, che io faccio una richiesta sia per i riscatti sia per i versamenti volontari, però poi non sono obbligata a pagare quando mi arriva Faccio la richiesta e poi valuto quello che è più conveniente in base al caso specifico. Allora, grazie mille, intanto ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Treviso. Di nuovo in diretta con ore 13, la CGIL risponde, stiamo parlando di diritto alla pensione con il riscatto contributivo. Allora abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Sì, buongiorno, sono Franco da Padova. Buongiorno. Ecco, io volevo parlare col signor Barbieri, in quanto qualche mese fa volevo dare una notizia che può essere importante anche per molti. Allora, avevo parlato con il signor Barbieri in merito a una pensione di cittadinanza che aveva avuto mia mamma, che è in casa di riposo per 130 euro, quindi non è una grande cifra, però non potevo, poi mi avevano detto che non potevo utilizzarla perché era in casa di riposo e l'INPS a quel tempo mi aveva detto sì, guardate, non potete utilizzare questa la pensione di cittadinanza perché essendo in casa di riposo era vietato. Bene, ho risolto finalmente la cosa. Praticamente solo chi è a totale carico della struttura non può avere il reddito di pensione. Chi invece, come in questo caso io e tanti altri, pagano una quota, la rata, cioè che sono circa 1.700 euro, hanno diritto a utilizzarlo. Questo l'ha confermato anche in un'altra trasmissione un funzionario dell'INPS l'altro giorno su un'altra trasmissione che ho detto in diretta, ho detto sì, confermo pienamente quello che lei sta dicendo, chi non è a totale carico può avere il reddito di pensione. Mentre chi Quindi è la sua è una testimonianza carico, no. più che una domanda. Allora, grazie dunque per la telefonata, quindi è un'informazione questa che può servire anche a altri telespettatori che magari si trovano in questa stessa situazione. Facciamo informazione anche con i telespettatori attenti e capaci. Bene? Bene, questo sicuramente è un bene. Allora, pensione con riscatto dei contributi, oltre alle situazioni che abbiamo già citato precedentemente, ce ne sono anche altre, se ne parlava durante la pausa pubblicitaria, per esempio la maternità facoltativa, il lavoro discontinuo. Silvia Bresolin. Sì, se parliamo di maternità, allora parliamo di maternità avuta fuori dal rapporto di lavoro, per cui i figli che sono nati nel momento in cui il genitore, la mamma non stava lavorando, possono essere oggetto di richiesta di accredito di quello che sarebbe stata la maternità obbligatoria, quindi questi sono 5 mesi che l'INPS accredita gratuitamente. Il periodo che sarebbe stato oggetto di maternità facoltativa, quindi i 6 mesi, si possono riscattare. Quindi domanda all'INPS, ovviamente, l'INPS poi calcola l'onere del riscatto e questo può essere utile anche questo per maturare un diritto a pensione. Parliamo sempre di un periodo fuori rapporto di lavoro. È un'opportunità che può essere anche utilizzata dai papà, okay? Sempre che la mamma non abbia usufruito della maternità facoltativa. In alcuni casi ci è stato utile, forse Gloria si ricorderà magari qualche caso, in cui appunto mancavano alcuni mesi e trovato il periodo in cui era nato il figlio, la mamma non aveva usufruito dei 6 mesi di facoltativa, abbiamo richiesto il riscatto a nome del papà, il papà è riuscito così a maturare un diritto a pensione e anzianità e ha potuto andare in pensione riscattando il periodo.
ci sono appunto quindi delle sono tante particolarità. informazioni davvero Esatto. utili, perché magari soprattutto a chi manca poco rischia, perdendo questa opportunità, di non riuscire ad accedere alla pensione. Sono situazioni particolari da valutare, però bisogna tenere presente anche questo. Certo. Un'altra telefonata, pronto? No, è caduta la linea. Allora, ritorniamo poi il lavoro discontinuo, anche questo è un elemento. Il lavoro discontinuo, quindi se io alterno il lavoro a periodi di non lavoro, con l'iscrizione al centro per l'impiego che mi dimostra appunto i periodi di non lavoro che ho usufruito, posso coprire questi periodi da riscatto. C'è poi stato emanato l'anno scorso a gennaio un decreto nominato la pace contributiva, che permette di riscattare tutti i periodi di non lavoro, purché io sia una persona iscritta per la prima volta o che ha cominciato a lavorare per la prima volta dopo il 96. Quindi ho dei periodi di non lavoro, in quei periodi io posso chiedere di riscattare e quindi di avere una continuità nel versamento dei contributi. Sì. Anche questi sono a tasso agevolato e è in via sperimentale per il periodo 19, 20 e 21. Ecco, faccio una domanda, perché spesso ovviamente chi si trova in queste situazioni magari non ha grandi disponibilità economiche, per cui è chiaro che il fatto che si tratti di una contribuzione onerosa diventa in qualche maniera magari problematico. È possibile rateizzare questi contributi? Sì, sì, il periodo di solito viene sempre concesso con un pagamento rateale. Se parliamo di riscatto o titolo di studi siamo a 120 rate senza interessi, sì, quindi insomma il periodo in cui si può versare è sicuramente lungo. Per un riscatto di un periodo di lavoro, se non ricordo male, il massimo è il periodo riscattabile, nel senso riscatto 2 mesi, posso fare 2 rate, esatto. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Sono Marinella da Quarto Alpino. Buongiorno, prego. Buongiorno. Senta, volevo chiederle, è vero, volevo chiedere per l'opzione donna. A me è stato detto che so che sono 35 anni, però li devo aver lavorati consecutivamente, cioè non aver mai fatto un giorno di cassa integrazione. È vero? Allora, chi vuole rispondere? Sì, allora, signora, i 35 anni devono essere effettivi, vuol dire che possono anche essere discontinui, però devono essere di lavoro effettivo. Deve togliere il periodo di disoccupazione indennizzata e la malattia. Di solito per verificare se si hanno i 35 anni effettivi si fa la richiesta dell'estratto conto certificativo, dove l'INPS mette proprio una casella dove ci indica la contribuzione utile per i 35 anni. E per l'opzione donna sa che quest'anno però i 35 anni con i 58 e i 59 anni doveva farli entro dicembre del 2019. Sì, ma io ero andata a chiedere, però mi hanno detto che non ci entravo perché non avevo della cassa integrazione inserita. La cassa integrazione no, dovrebbe essere un periodo utile, quindi probabilmente forse è meglio che ritorni o viene nei nostri uffici e facciamo la richiesta di certificativo. Perché le spiego un attimo, a me mancherebbe 1 anno e 2 mesi, avevo chiesto di pagarli, di pagarmeli, mi mancava 1 anno e 2 mesi, li pagavo e poi l'anno scorso, così entravo dentro per chiedere quella produzione donna. Non mi è stato detto che mi tolgono anche l'anno e mezzo. In arco di 35 anni che ho lavorato mi viene tolta la cassa integrazione, allora mi scalo con i giorni anche. No, la cassa integrazione sono contributi, se ci sono e sono stati versati, sono contributi utili a tutti gli effetti come se avesse lavorato. La cassa integrazione comunque è così, se poi le mancano quei periodi di cassa integrazione perché per qualche omissione contributiva è un'altra verifica da fare, ma se ci sono i contributi sono validi a tutti gli effetti, non sono figurativi, sono come se avesse lavorato. Quanti anni ha, signora, chiede Barbiero? Io quest'anno faccio 59 anni.
59 anni. Sì, ma l'anno e 2 mesi che le mancano è un anno, cioè lei non ha a oggi 35 anni di contribuzione utile, quindi è un anno che può riscattare, o è un anno, cioè, sta lavorando e quindi... No, io non li ho lavorati, mi mancherebbe 1 anno e 2 mesi, 1 anno e 3 mesi per completare i 35 anni. Sta lavorando adesso, signora? Parlo. Come? Sta lavorando lei adesso? No, sono a casa, no. Allora, se quell'anno e 2 mesi lo può collocare entro il 2019, dopo si fa la verifica sui 35 anni, altrimenti bisogna aspettare ogni anno e capire la proroga dell'opzione donna, se può esserci, potrà esserci. Comunque, bene. valuti bene, ritorni negli uffici. Venga a Roncale. Va bene, grazie. Da Quarto d'Altino. Allora, grazie alla signora, ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco. Ore 13, la CGIL risponde, siamo ancora in diretta, abbiamo subito un'altra telefonata in linea. Sentiamo chi ci chiama. Pronto? Sì, buongiorno, sono Franco da Udine. Senta, un'informazione, un saluto a lei e ai suoi ospiti, trasmissione molto interessante. Io ho iniziato a lavorare nel marzo dell'85 regolare come operaio, sono del 68. 2 anni fa, nel gennaio 2017, sono stato licenziato per giusta causa perché ho avuto un grave infortunio. Ho una invalidità dell'INAI del 40%, mi hanno riconosciuto una malattia professionale. Percepisco attualmente 510 euro al mese. Ho fatto 2 anni di NASPI e in febbraio del 2019, perché sono stato licenziato in gennaio 2017 e ho fatto 2 anni di NASPI fino a gennaio 2019, sono stato coperto. Poi ho fatto domanda all'INPS, non trovando lavoro, di pagare gli anni che mi mancano volontario. Loro hanno accettato e adesso sto pagando gli anni che mi mancano, me ne mancano ancora abbastanza, parecchi. Però il conto che mi hanno fatto mi sembra un po' pochino, perché io pago esattamente 4.000 euro all'anno. È possibile, cioè è fattibile questa cosa qua? Poi volevo capire, la rendita dell'INAI, quella lì un domani che vado in pensione, mi resta sempre oppure viene decurtata, volevo capire un po' queste cose qua. E poi un'altra cosetta, un momentino, dato che io dovrei essere precoce, c'è ancora la legge dei 41 anni e 6 mesi, dei 41 anni, oppure devo versare per 43 anni, 42 anni e 10 mesi, ecco. Non so allora, se sono stato chiaro. 8 domande grazie, ha fatto esatto, 8 domande in una. Allora cominciamo subito. Rispondiamo alle prime 2 intanto. Sì. Allora, per quel che riguarda il costo dei versamenti volontari, è vero, l'importo che deve pagare non è indifferente sicuramente, viene calcolato sulla media dell'ultimo anno di retribuzione. Faccia conto che il costo più o meno è il 33% dell'imponibile previdenziale che ha avuto nella sua ultima retribuzione, quindi è facile che quello sia un importo effettivo, quindi dipende dalla retribuzione effettiva nell'ultimo rapporto di lavoro. La seconda domanda che mi ricordo è che quando andrà in pensione cosa succederà dalla rendita INAIL. Non succede assolutamente nulla, perché la rendita INAIL le rimane indipendentemente dal fatto che poi lei abbia diritto o meno a una pensione o quando raggiungerà l'età della vecchiaia o quando raggiungerà la pensione anticipata. Poi non mi ricordo più le altre. Se c'è ancora la normativa, sì, c'è la normativa per quanto riguarda i precoci che è stata confermata fino al 2026 compreso. Quindi tutto il 2026, salvo modifiche dovrebbe insomma arrivarci. 41 anni è il requisito. E quindi paga i contributi hanno anche i 3 mesi di finestra, però paga i contributi volontari per arrivare a 41. Esatto. E non ai 43 rotti, quindi speriamo di avere risposto a tutte le domande. A proposito dei precoci, ricordo che la domanda di accesso al beneficio pensionistico come precoce va presentata, ci sono delle scadenze, va presentata entro il 1° marzo. Per quanto riguarda il primo scaglione, se un lavoratore non la presenta entro il 1° marzo, ha tempo entro il 30 di novembre. L'altra scadenza
è l'APE sociale, che è stata prorogata anche per quest'anno, che invece è il 31 marzo, presentazione della domanda di certificazione, 15 luglio e 30 novembre. Ecco, quindi segnatevi le scadenze Sì, se siete nell'ambito di coloro che possono usufruire di queste prestazioni. Allora, prima di concludere, c'erano altre due notizie importanti che non riguardano la pensione, ma sicuramente sono di grande interesse per tutti i cittadini. La prima riguarda le case popolari, quindi coloro che risiedono nelle case popolari, perché oggi, no, Barbiero, avete scritto una lettera alla Regione, ieri, oggi è stata recapitata, quindi di cosa si tratta? Vuole spiegarci? Beh, sulle case popolari, quindi le case ATER, l'anno scorso a luglio la Regione ha fatto una legge, rispetto a quella legge si sono sollevate molte proteste, noi siamo stati tra i protagonisti di queste proteste, abbiamo evidenziato che c'erano molte questioni sulla nuova legge che non andavano bene, che penalizzavano gli inquilini. A questo punto la Regione ha fatto una verifica con tutte le ATER e con i sindaci e a dicembre ha presentato una nuova legge che ha cambiato i limiti per restare dentro alle case popolari e ha definito in modo diverso, abbassandolo l'affitto, togliendo anche l'IVA, che prima invece veniva pagato. Questa cosa deve partire da gennaio, solo che la Regione non ha ancora fatto tutti gli algoritmi, tutti i calcoli, e nel frattempo sta mandando i bollettini con gli aumenti di luglio. E in questi giorni stiamo facendo le assemblee in tutti i comuni, abbiamo trovato parecchia gente arrabbiata e quindi abbiamo detto sì, è giusto che vi arrabbiate, ma non con noi. E quindi ci è venuta l'idea di scrivere una lettera a Zaia e a Lanzarin per dire fate presto, fate una comunicazione ufficiale di quando verranno mandati i nuovi bollettini con i nuovi importi, di come verranno recuperati i soldi in più pagati, e poi c'è il problema dell'ISE, perché queste persone devono fare l'ISE. In questo periodo noi siamo sovraccarichi di ISE, perché stiamo facendo tutti quelli del reddito di cittadinanza e non possiamo pensare di farli in 10 giorni, per cui si stabilisca bene anche la cadenza con cui fare l'ISE rispetto a quando devono aumentare o ricalcolare gli affitti ogni anno. L'ideale sarebbe fare l'ISE entro settembre-ottobre, in modo che così hai i dati dell'ultima dichiarazione dei redditi e poi loro applicano il canone con l'ISE definito a settembre-ottobre del 1° gennaio del 2021. Questo semplificherebbe la vita a tutti. Ecco, nel frattempo cosa devono fare gli inquilini che si vedono il nuovo bollettino? Devono pagarlo? Lo devono pagare, cioè sarebbe stato più saggio sospendere il pagamento. Ora, adesso ormai siamo arrivati a fine febbraio, abbiamo sentito dire che a marzo dovrebbero mettere a posto le cose, però sentito dire vuol dire tutto e niente, cioè che facciano un comunicato ufficiale, che scrivino una lettera a casa ai condomini per tranquillizzarli, per dirgli da questo giorno vi verrà fatto il nuovo calcolo, gli 8 mesi che avete pagato in più vi verranno restituiti in questo modo e l'ISE lo dovete fare entro tale data. Mi sembra una cosa semplice, perché ci sono oltre 6.000 famiglie in provincia di Treviso che ci stanno pressando. Se poi parliamo del Veneto sono 40-50.000 mi pare le persone che vivono e abbiamo visto quello case, che era successo quest'estate, no, quando c'era stata la riforma. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è esaurito. 10 secondi sul protocollo d'intesa che è stato firmato anche oggi stasera sui telegiornali. In miglioramento dell'aria. In provincia abbiamo firmato un protocollo come parti sociali, ma anche con le aziende dei rifiuti e altri soggetti istituzionali, dove sostanzialmente si crea un fondo pluriennale, quindi potrebbero esserci nei prossimi anni più di 5-6 milioni di euro, messi a disposizione per fare il cambio delle caldaie, in particolar modo quelle più inquinanti, e mi riferisco alle caldaie a gasolio che ancora ci sono purtroppo in molti centri storici, sui condomini dove magari mettere d'accordo i condomini di cambiare la caldaia è un'impresa. Queste agevolazioni devono favorire il cambio delle caldaie a gasolio, il cambio delle caldaie vecchie con pompe di calore più moderne che consumano meno e inquinano meno. Con una battuta: Greta sta facendo la battaglia per l'ambiente, noi dobbiamo tutti insieme, ognuno nel suo piccolo, provare a fare quei passi in avanti che abbattono le emissioni atmosferiche, anche perché ormai molti studi dicono che per ritornare quei 2-3 gradi
in meno che ci dovrebbero essere rispetto alla temperatura globale, dovremo fare tutte queste iniziative in modo molto più veloce e ci vorranno almeno 15 anni. Come vedete il mese di febbraio siamo in maniche di camicia e questa cosa deve un po' preoccupare tutti perché il cambiamento climatico è vero e quindi è una cosa importante. Adesso il bando verrà fatto entro la fine di febbraio, chiaramente subito dopo noi faremo anche dei volantini, delle informazioni e le metteremo a disposizione in tutte le nostre sedi, anche perché abbiamo chiesto un'attenzione particolare agli over 65, specialmente quelli che vivono soli, che magari non hanno la capacità di fare le pratiche, c'è il rischio che sbagliano a fare la pratica e non ricevono il contributo. bonus. Siamo qui per aiutare i più deboli come sempre. Come sempre, allora grazie, il tempo è proprio veramente terminato, vi ringrazio quindi per averci seguito quest'oggi, grazie a Silvia Bresolin e a Gloria Geromel del patronato Inca CGIL di Treviso, grazie a Paolino Barbiero e a tutti voi naturalmente per averci seguito. Arrivederci.